Si sapeva, in virtù del sistema con cui viene eletto era scontato, ma da oggi Marco Staunovo polacco è a tutti gli effetti il nuovo presidente della provincia di Belluno. Adesso c'è da lavorare, insomma, ecco. Io ovviamente ringrazio Roberto Padrin per il lavoro che ha fatto in questi anni. Mi sembra che abbia fatto un lavoro cercando sempre di tenere unite le anime all'interno della provincia. Ultimamente forse non c'era riuscito appieno, ma insomma io credo che la sua dedizione alla provincia sia assolutamente riconosciuta, debba essere riconosciuta da parte nostra e da parte di tutti i cittadini della provincia. Roberto Padrin, presente anche oggi a Palazzo Piloni per il passaggio della fascia azzurra di presidente al suo successore. Sono qua contento e soprattutto faccio un grande in bocca al lupo al nuovo presidente, al nuovo consiglio che verrà e sono sicuro di lasciare una provincia in salute, soprattutto dal punto di vista delle risorse umane che qui ci lavorano. La provincia torna dunque alla Lega, che non la guidava più dai tempi in cui al vertice c'era Gianpaolo Bottaccini. È stata un'operazione che a livello di centrodestra abbiamo portato avanti con molta serenità, chiaramente c'è stata un po' di contrattazione anche con i nostri alleati, ma il candidato riteniamo che sia un nome importante, l'attuale sindaco di Comelico Superiore, presidente del BIM, ormai conosciuto da tanti anni, sono 12 anni che fa il sindaco. Lo riteniamo una persona seria e credo che possa essere di aiuto a una provincia che purtroppo vive nella Del Rio un momento sicuramente non facile. Riforma Del Rio che introdusse un voto ponderato dove non vale più il concetto di uno vale uno, ma quello che uno vale a seconda della popolazione che rappresenta. Tra chi sostiene il neopresidente anche chi una volta era nella Lega e che oggi a Venezia come a Belluno è insieme in coalizione. Ne avevamo proposto come centrodestra tutto unito, mi pare un gran bel risultato anche sull'affluenza degli elettori, perché passati dal 70 al 72% di gente che è andata a votare rispetto al 2021 è un buon segnale, vuol dire che la gente e soprattutto chi ha un incarico istituzionale come i consiglieri comunali o i sindaci ritengono che la provincia debba avere una guida importante, qualsiasi sia stato il colore. Scontata, in base al meccanismo che premia il centrodestra che governa Belluno e Feltre, i due comuni più grandi, la sconfitta del centrosinistra, il cui candidato è comunque soddisfatto del risultato ottenuto, esprimendo gli auspici di buon lavoro nei confronti del vincitore. È un amministratore della provincia di Belluno, di un comune piccolo come anche San Gregorio nelle Alpi, credo che sappia bene quali sono le difficoltà che ha questo tipo di territorio e quindi direi che non può essere altro che un collaboratore per poterne uscire da situazioni difficili come è la provincia di Belluno.